La costruzione dell'ospedale di Agrigento risale intorno al 1250 su iniziativa del vescovo Urso, il quale si era prodigato per l'assegnazione della chiesa di San Giovanni Battista a Fra Enrico di Taranto dei Cavalieri Teutonici perché si realizzasse un ospizio per i cavalieri e i pellegrini. Nel 1915, nel corso della Prima Guerra Mondiale, l'ospedale viene dichiarato ospedale civile di Girgenti con una disponibilità di 350 posti. Nei primi anni '80 lo sviluppo dell'ospedalità e la richiesta sempre più serrata di assistenza sanitaria convince gli amministratori agrigentini e gli operatori sanitari a fornire alla città una nuova struttura più adeguata alle mutate esigenze di salute, realizzando l'attuale sede di via Giovanni XXIII. Alla fine degli anni '90 l'edificio venne quindi acquistato dall'Università degli Studi di Palermo a seguito di un finanziamento per il potenziamento della sede universitaria di Agrigento. Nel 2005 viene stipulato un contratto di comodato fra l'Università di Palermo e il Consorzio Universitario di Agrigento e i locali vengono affidati per l'appunto al CUA. Nello stesso anno il CUPA ottiene un finanziamento per il recupero di una parte dei locali da destinare a residenza universitaria per studenti fuori sede. I lavori vengono ultimati nel 2010 e nella parte superiore viene realizzata una struttura che può ospitare 25 studenti fuori sede. Successivamente la parte prospiciente, la via Atenea, viene riconsegnata all'Università di Palermo per aderire con il Comune di Agrigento al progetto Girgenti. Sentiamo in merito l'ingegnere Michele Carrubba, direttore dei lavori dell'ex ospedale. Allora, l'importo dei lavori è circa di 4.269.000 euro, comprensivi degli oneri della sicurezza. Il cantiere già è stato consegnato in via d'urgenza alla ditta il 12 di febbraio appunto, del mese scorso e per una stima presunta di 950 giorni lavorativi, quindi presumiamo di poter concludere i lavori nel settembre del 2023. È un lavoro che è stato voluto fortemente in sinergia tra l'Università degli Studi di Palermo e il Comune di Agrigento, con fondi in parte a gravare sul bilancio di Ateneo e in parte sul cosiddetto progetto Girgenti, legati all'accordo tra il Comune di Agrigento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È un lavoro importante che darà dignità all'immobile, perché chiaramente andremo a riprendere tutte quelle che sono le parti architettoniche esterne e chiaramente verrà adattato a quelle che sono le esigenze funzionali dell'università per le esigenze, i corsi di laurea o la destinazione che l'Ateneo riterrà opportuno indicare per questo edificio. Quindi può diventare un punto di riferimento per la viabilità, per lo sviluppo del centro storico, questo stabile messo in uso, no? Sì, certamente lo vuole essere, lo vuole diventare, anche perché da anni che comunque noi seguiamo questo immobile e nei vari sopralluoghi che sono stati fatti vediamo l'interesse da parte della cittadinanza, dei cittadini che passano rispetto appunto a questo immobile che è stato prima ex ospedale, liceo classico, quindi molti e tanti ricordi su questo edificio che vuole essere chiaramente di sviluppo all'asse viario della città e al centro storico che a noi oggi come oggi viene sempre meno a causa della presenza dei... Poi si recupera uno stabile che diciamo era quasi lasciato perdere a se stesso. Sì, è la parte prospiciente di questo intero immobile che già alcuni anni or sono è stato ristrutturato dal Consorzio Universitario della provincia di Agrigento per la parte retrostante. È rimasta questa parte anteriore che chiaramente è la più visibile, la più bella perché è aggettante sulla via Atenea, quindi noi vogliamo fare veramente un centro funzionale alle esigenze dell'Ateneo e chiaramente della cittadinanza tutta intera della città di Agrigento.